Radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Vai, presto che tardi. Buon mattino da Sammy Varin, come state? Spero bene. È tornato il sole per qualche giorno, possiamo anche riscaldarci. Il buon mattino da Sammy Varino, certo, ve lo portiamo con la nostra controinformazione. Nella seconda parte della nostra diretta dagli studi di Milano in via Bellerio 41 sto per lanciarvi l'intervento del parlamentare della Lega Candiani, potentissimo durante la discussione della Meloni. Di cosa parliamo? No, non ve lo dico, però diciamo che è stato uno di quegli interventi che ha spostato un pochettino la noia. Mi piace quando diciamo cose fuori dal coro. Subito dopo avremo il collegamento con Chiara Soldani, la Soldani del venerdì, signori, quella che ci fa bloccare sui social perché dice cose vietate alla community. E poi, mamma mia, dopo le 11:30 avremo Katia Zaia, poliedrica siciliana, canta, showgirl, presentatrice, gossip. Andatevela a cercare nel frattempo, così scoprite chi è Katia Zaia. Ma adesso, fermi tutti, arriva il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ani e ne ha facoltà, prego. La ringrazio Presidente. Sì, ci troviamo oggi, come ha già introdotto correttamente chi mi ha preceduto, a discutere riguardo a queste mozioni presentate in merito ai fondi di coesione e al loro collegamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vedi, questa è una mozione che ci porta a riflettere sull'importanza nel destinare queste risorse e su come loro hanno poi efficacia queste stesse risorse nell'andare a costruire il legame tra una parte e l'altra del paese, raccordare le zone svantaggiate e in generale consentire una crescita e uno sviluppo dello stesso. Mi permetto di far presente a qualcuno dell'opposizione che magari oggi si preoccupa che i fondi destinati alla Sicilia sono stati destinati invece al ponte sullo stretto, come hanno detto loro che non si farà mai. Se non si farà mai, dov'è il problema? Restano lì i fondi e poi si riutilizzeranno in futuro. Non credo che comunque questi fondi resteranno inutilizzati, anzi, forse sarà la prima volta che si metterà in moto un meccanismo di investimenti in infrastrutture che avrà proseguimento anche nell'entroterra, non solamente nelle tratte principali come quella di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Ma tornando al nostro argomento principale, Presidente, noi abbiamo una proposta, una mozione presentata dalla maggioranza che abbiamo sottoscritto unitariamente, tutti assieme, a differenza delle opposizioni che si sono anche questa volta distinti nel presentare una mozione, 5, una per ogni gruppo. Ma questo dovrebbe essere tra l'altro normale per chi vuole andare al governo o a governare, mettersi d'accordo e avere un punto comune, però così va bene, prendiamone atto. Abbiamo invece una posizione condivisa di maggioranza che mette a fuoco alcuni impegni sui quali ovviamente chiediamo al governo di essere poi chiaramente fattivo. Chiaramente valorizzare il principio di sussidiarietà e proporzionalità, che a beneficio di inventario, ricordiamoci, definisce la modalità con cui l'Unione Europea deve entrare o entra nelle politiche dei singoli paesi. Non deve essere sostitutiva, ma deve essere sussidiaria e proporzionale. In questo senso diventa importante, come abbiamo voluto sottolineare anche chiaramente negli impegni di questa mozione, il coinvolgimento del terzo settore, cioè di quella vastissima parte che rende possibile oggi all'interno del nostro sistema paese l'efficacia delle risorse quando ovviamente sono attribuite. Se le risorse non sono attribuite anche al terzo settore si rischia di perdere, come purtroppo pensiamo possa avvenire, una efficacia delle stesse azioni. Ecco, qui introduco un tema e una riflessione. Attenzione a non limitarci alla soddisfazione del requisito cosiddetto formale. Abbiamo destinato le risorse, sono state impegnate le risorse, che è cosa differente dal vedere poi l'efficacia delle stesse risorse, come si dice, farle atterrare sul territorio, farle poi crescere, sviluppare e quindi
dare economia al Paese. Ecco, in questa direzione riteniamo importante, come previsto negli impegni che diamo al governo, appunto il coinvolgimento del terzo settore. Abbiamo voluto in maniera specifica, il punto 4, il gruppo Lega ha voluto che fosse inserito un impegno che è stato condiviso dagli altri gruppi di maggioranza, e lo leggo testualmente: a proseguire il monitoraggio della riforma della politica di coesione europea al fine di evitare scelte distoniche rispetto al principio di sussidiarietà e proporzionalità e a garanzia della politica di coesione coerenti con la realtà economica, sociale e territoriale del Paese, inclusive anche del terzo settore. Questo appunto per dare una concreta attuazione a quei principi che ho testé indicato. Bisogna stare attenti anche ad aggiornare i programmi di sviluppo nazionali, assicurando il pieno allineamento con le linee guida europee. Ma dico al governo: attenzione che le linee guida europee non siano distoniche rispetto alla capacità del nostro Paese. Ecco, qui c'è una critica che va in questo senso alla politica comunitaria e alla politica europea. Attenzione, perché gli interessi degli altri paesi li sanno far valere. Non è vero che l'Italia resta indietro rispetto ad altri paesi nella spesa dei fondi. È certamente vero che abbiamo un peso burocratico differente rispetto ad altri paesi, ma è certamente necessario che ci siano limature all'interno del nostro sistema burocratico e non meno che ci sia attenzione alle differenze che ci sono tra una realtà mediterranea, come può essere la Sicilia, e una realtà del nord europea che si affaccia sul mare del nord. Ecco, queste differenze, se non vengono considerate nei programmi di coesione, rischiano di produrre uno standard normativo o uno standard nella distribuzione delle risorse, ma una incapacità o una differente capacità, se vogliamo, di efficacia delle stesse risorse. Questo non possiamo permettercelo. Abbiamo quindi chiesto al governo un impegno nella revisione e nella riprogrammazione degli obiettivi, sapendo bene, come abbiamo criticato durante questi anni più volte, che un percorso come quello del PNRR, ad esempio, non può dirsi completo se non aggiornato costantemente. Non è che perché sono stati stabiliti dei criteri all'origine, questi stessi durante il percorso non debbono più essere toccati, se si vede che quelle risorse non danno l'efficacia che era prevista, ma al contrario bisogna ricontrattare, rivedere anche se serve gli obiettivi e fare, come è previsto, anche la revisione di medio termine. Esistono anche delle altre necessità, Presidente, che abbiamo indicato al punto 8 degli impegni al governo: a valutare l'introduzione di misure utili a contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa, anche attraverso l'impiego dei fondi di coesione per sostenere politiche abitative strutturali. Non sfugga a nessuno in questo Parlamento e in quest'Aula l'importanza di investire per risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Nessun governo sarà mai in grado di risolverlo al 100%, è importante che ci sia invece un inizio, un serio percorso che tenga conto anche della disponibilità dei fondi di coesione per andare a risolvere questo tipo di problema. E, Presidente, abbiamo poi chiesto, come già in passato, un impegno al governo per adottare iniziative volte a definire modalità di impiego dei fondi di coesione che, cito testualmente, integrino criteri generici come l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, con ulteriori parametri che consentano un efficace utilizzo di detti fondi per il superamento delle disparità territoriali, economiche e sociali presenti nel territorio italiano. Questo è un punto che ha voluto specificatamente il gruppo Lega fosse presente nella risoluzione di maggioranza, nella mozione di maggioranza, e che ha un obiettivo molto semplice: ridare slancio alla capacità di spesa dei territori, badando bene che all'inizio, soprattutto per quanto riguarda i fondi destinati col PNRR, sono stati utilizzati criteri generici come l'indice di vulnerabilità, che, ricordo, nulla a che fare con alcune spese dirette. Si fa un bando per rifare le scuole e si usa l'indice di vulnerabilità. Peccato che l'indice di vulnerabilità nulla ha a che fare con le scuole direttamente, ma avrà a che fare con l'analfabetismo piuttosto che l'occupazione delle persone, piuttosto che con il disagio sociale generale. O si danno fondi per fare un palazzetto dello sport o una strada utilizzando l'indice di vulnerabilità. Allora, se questo poteva essere giustificato all'inizio dei tempi del PNRR piuttosto che l'utilizzo dei fondi di coesione anni fa, quando ci siamo sentiti dire non c'è il tempo per fare delle singole graduatorie e stabilire quindi delle priorità di merito, il tempo è passato. Occorre superare quei criteri ed evitare che ci siano situazioni nelle quali le risorse vengono accaparrate
da territori che hanno indici di vulnerabilità basso, ma capacità di spesa ancora più basso, con l'obiettivo fallito alla fine dell'utilizzo dei fondi per la crescita del paese, la frustrazione nel dovere dare risposte, nel cercare di dare risposte a chi chiede queste risorse per poter fare investimenti, ma vedere una parte del paese che resta ferma e non può operare perché è stata esclusa da queste risorse. Deve essere garantito il rapporto 40-60 come previsto dalla legge, destinando il 40% al centro-nord e il 60% a sud, ma deve essere rivisto un indice come quello di vulnerabilità che oggi crea una oggettiva incapacità di spesa e una disparità all'interno della distribuzione dei fondi nel paese. Ecco, questo è un percorso importante, Presidente, sul quale ovviamente chiediamo poi al Governo un impegno che è quello finale messo al punto 10. Ci deve essere necessariamente un alleggerimento delle procedure burocratiche. Senza quello, tutto quello che stiamo dicendo adesso rischia di essere frustrato. Questo sarà l'impegno che il gruppo Lega metterà nel seguire questa mozione e nel dare ovviamente spinta e sostegno al governo in futuro. Grazie. Grazie a lei, onorevole Candiani. Qui Parlamento. E un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà da Giulia Regain, pronti con la G-Magic Story con la canzone Unicorn. E partiamo col colore rosso, col primo chakra, col cristallo ossidiana nera e scopri di più sul sito gmagic.it. Welcome, Giulia Regain vi aspetta. I can rest the clouds, I can feel the deep blue flying all over the world, I know it's full. I'm a gliding to the moon, I can see you down, I can see the people moving, there's no more rooms. I wanna feel it again, I'm still watching over you. I'll be in your universe, flying like a unicorn. Flying like a unicorn. I can rest the fog, walking in. Fairies on the rubber club, I'm not feeling good. I got energy in my blood and in my mind. I'm a living with the gods, I'll save your life. Ooh, I wanna feel it again. I'm still watching over you. I'll be in your universe, flying like a unicorn. I wanna feel it again. I'm still watching over you. I'll be in your universe, flying like a unicorn. Flying like a unicorn. I promise I'll be right here close to you. I can do it to make you feel good. I'ma do my best to change your own sick world. You are. I'll be your arm. I will show you the ropes. Chills in your bones, I got magic for you. You're not alone, cause I'm inside your soul. I fly over you like your own unicorn.
pompa. No, perché poi si balla qua il sabato sera, è vero? Vince, non mi ricordo più a che ora c'è la dance il sabato sera, che urla. Alle 11 a mezzanotte. Dalle 11 a mezzanotte, ragazzi, voi che volete dai, la grande musica dance il sabato sera di Radio Libertà. Beh, questa magari la sentirete. Giulia Regain, roba buona, signore, con Unicorn. Lei è DJ, producer, ma anche psicologa, cristalloterapia, mondo olistico, cose belle che fanno meditare. Mai quanto ce ne racconta la Chiara Soldani. È tempo di Soldani, buongiorno. Buongiorno Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Già, facciamo il riassunto della settimana con Chiara Soldani. Lei e le sue cronache Maranza, potrei chiamarle così. Il burka vietato in Portogallo, il marocchino che distrugge il pronto soccorso a Vigevano, il molestatore bengalese a Cesena, il gambiano che tenta di rapire un bambino. Roba buona, roba nostra, è il caso di dirlo. Non oso partire, sì, bisogna farlo. Chiara Soldani, a te. Ringrazio Sammy. Ora è successa una cosa abbastanza particolare. Siamo partiti da una scaletta, ma da una selezione purtroppo notizie che però si è chiaramente arricchita sempre ai noi in senso negativo, perché ci sono stati tantissimi fatti di cronaca veramente molto gravi che si sono susseguiti. Noi diciamo sempre quasi come se ci fosse una sorta di filo rosso, perché poi ci sono sempre dei comuni denominatori tra questi misfatti in realtà. E quindi andiamo un po' a sintetizzare chiaramente nella nostra diretta del venerdì quanto è accaduto e quanto chiaramente abbiamo dovuto aggiungere appunto a questa scaletta base. Aspetta, ferma che salta la Soldani. Stop. Salta la Soldani, ti chiedo di spostarti magari di Ok. qualche centimetro col telefonino, perché c'è l'audio che viene, naturalmente è un attacco comunista. Soldani. Certo. Sammy, se mi senti proseguo, altrimenti mi Sì, autocensuro. Dimmi tu. funziona, Mi senti? funziona. Perfetto, molto bene. Come stavo dicendo, appunto, c'è stato il molestatore seriale a Cesena. Parliamo sempre di luoghi molto sensibili purtroppo e altamente pericolosi, i treni, che dovrebbero essere in teoria dei mezzi di trasporto bene o male tranquilli, insomma diventano invece, soprattutto per noi donne, chiaramente dei luoghi altamente pericolosi. E questo molestatore seriale, appunto, che si è macchiato di tanti episodi di molestie sempre sui treni, è un 22enne del Bangladesh, quindi è stato appunto identificato dopo aver importunato, diciamo così, tante ragazze, soprattutto molto molto giovani, e questa, diciamo, è già una prima notizia che abbiamo dovuto ai noi inserire, per cui un personaggio piuttosto recidivo, come purtroppo ai noi appunto tanti se ne trovano praticamente in tutta Italia. Poi nel nord Italia siamo sempre soliti dover rendicontare appunto questi fatti di cronaca. Un tentato rapimento, altro episodio gravissimo che si è verificato a Bologna, zona stazione. Una coppia di genitori per poco non perdeva la propria bambina che hanno cercato appunto di rapire. Ha cercato di rapire nello specifico un giovanissimo di origini gambiane. Per fortuna la bambina era ben bloccata, perché aveva appunto la cintura appunto chiusa per quanto riguarda insomma la sicurezza e il passeggio nel suo passeggino appunto, ed è stato fortunatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona più resistenza a pubblico ufficiale, e quindi diciamo che poteva essere benissimo una tragedia. Fortunatamente questo non è avvenuto, ma chiaramente stiamo parlando di un fatto estremamente grave. E poi c'è stato l'episodio che dobbiamo registrare il 18 ottobre scorso, nel pomeriggio di sabato, marocchino che distrugge il pronto soccorso a Vigevano. Aveva semplicemente un braccio ingessato, si era stufato evidentemente, poverino, della lunga attesa
presso appunto il pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, 35enne arrestato e, come dicevamo, appunto di origini marocchine. Poi chiaramente, Sammy, noi lo ribadiamo sempre, qualora fosse stato anche di origini europee, piuttosto che lo avremmo chiaramente denunciato in ogni caso, però ai noi diciamo che questa linearità delle nazionalità di questi personaggi ci porta chiaramente anche a fare delle riflessioni, no? Sul discorso dell'integrazione, sulla sicurezza e chiaramente insomma anche sulla gestione di questi personaggi che in teoria dovrebbero essere insomma anche molto grati all'Italia per l'accoglienza e quant'altro, invece si rendono protagonisti di questi fatti veramente molto gravi. Ha praticamente distrutto vetri, insomma ha creato un disagio enorme, oltre a seminare chiaramente il panico. Il personale sanitario è dovuto intervenire addirittura con lo spray al peperoncino prima che intervenissero a loro volta le forze dell'ordine. Quindi queste sono diciamo le 3 notizie che abbiamo dovuto aggiungere alla nostra scaletta. Il burka proibito in Portogallo. Siccome è una delle battaglie della Lega, lo sappiamo, con Silvia Sardone in primis e Anna Cisut, che insomma con coraggio portano avanti queste istanze anche nel nostro paese e in sede europea, il Portogallo è già un esempio virtuoso. E in questo caso parliamo appunto di questa legge approvata che prevede il divieto dell'utilizzo del burka e di tutte le coperture appunto del viso delle donne musulmane nei luoghi pubblici, per un fatto chiaramente di rispetto nei confronti di queste donne chiaramente sottomesse più o meno in maniera consapevole, ma soprattutto per una questione anche di sicurezza, perché chiaramente come fai a identificare una persona completamente bardata? Il divieto della copertura diciamo che non prevede l'eccezione per quanto riguarda aerei e luoghi di culto, quindi in questo caso le donne diciamo possono continuare ai noi e ai loro evidentemente diciamo così a coprirsi in maniera integrale. Questa è una proposta che è andata in porto avanzata dal partito Chega di diciamo estrema destra portoghese. L'iter però prevede chiaramente altri passaggi molto importanti prima di entrare in vigore. Chiaramente la legge deve essere approvata dalla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento, a seguito un secondo voto più la promulga appunto del presidente Marcelo Rebelo de Sousa nel caso in cui insomma tutto andasse in porto come si prevede, perché insomma diciamo che è stata accolta favorevolmente questa proposta di legge e insomma crea chiaramente discussione, perché sappiamo benissimo quanto poi vengano osteggiate queste iniziative, che in realtà io trovo essere assolutamente di buon senso, ma nei confronti di tutti e anche sul fronte sicurezza. Fronte Maranza invece, altro problema che non è più un'emergenza diciamo sporadica, ma è chiaramente una piaga sociale fissa, purtroppo, della quale ci troviamo a parlare praticamente ogni settimana. Un ragazzino appena 18enne è stato rapinato e chiaramente malmenato, perché poi essere rapinati, insomma il furto è troppo poco evidentemente per quanto riguarda queste bande di Maranza. 4 in Maranza che giovedì scorso hanno aggredito questo giovane ragazzo, tutti egiziani tra i 18 e i 21 anni, quindi ragazzi veramente giovanissimi e peraltro semi tutti pregiudicati, quindi stiamo parlando di persone comunque già piuttosto inclini a delinquere. Il tutto è avvenuto sul treno Milano-Lentate, quindi anche in questo caso parliamo appunto di tratte ferroviarie, insomma di treni che si rendono luoghi estremamente sensibili e pericolosi. Alla vittima è stata anche strappata una collanina d'oro e i 4 hanno cercato la fuga, hanno tentato appunto di far perdere le proprie tracce scendendo alla stazione di Paderno Dugnano. Fortunatamente sono stati arrestati e parliamo di questi 4, ma in realtà sono episodi ai noi all'ordine del giorno anche nelle metropolitane milanesi e non solo, anche sui tram abbiamo visto molto spesso si verificano questi episodi di violenza e ormai insomma le nostre città sono veramente assediate da questi personaggi. Insomma Sammy, diciamo una diretta nella quale abbiamo cercato, linea telefonica a parte, di sintetizzare tutto, tantissimi gli episodi di cronaca che purtroppo sono accaduti in questi ultimi 7 giorni e staremo a vedere venerdì prossimo quale resoconto dovremo fare. Nel frattempo, certamente potete cercare Chiara Soldani sul sito leggifuoco.it, perché è tra quelli che scrive su questo sito, ma anche la versione cartacea si chiama Fuoco.
Chiara Soldani, sempre un piacere. Buon weekend e alla prossima. Grazie a te Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, non produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il tuo corpo è l'alba, il tuo sguardo è il mare, l'estate è appena iniziata, la sento scottare. Nella macchina mia ti sdrai su di me e un bacio tira l'altro, sai com'è, muovi la bocca e le labbra, mi piacciono quando parli spagnolo, mi piace ancora di più. Fai selvaggio, ti prego, non fermarti con la tua bocca. Oh, baby, cosa sai fare tu? Io e te, nella macchina mia. Io e te, nella macchina mia. E un bacio tira l'altro, muovi la bocca e le labbra, mi piacciono quando parli spagnolo, mi piace ancora di più. Fai selvaggio, ti prego, non fermarti con la tua bocca. Oh, baby, cosa sai fare tu? Io e te nella macchina mia, io e te nella macchina mia, e un bacio tira l'altro, sai com'è, muovi la bocca e le labbra, mi piacciono quando parli spagnolo, mi piace ancora di più. Fai selvaggio, ti prego,
tua bocca. Oh, baby, su cosa sai fare tu? Che tempi però, nella macchina mia, io non so se era la sua o era la mia, comunque ci ha fatto ricordare, quando eravamo un po' più giovani, che cosa non si faceva in macchina. Che cosa non si faceva in macchina? E Katia Zaia, signori, poliedrica siciliana, è stata Miss Sicilia, finalista Miss Italia, poi in TV da Grande Fratello all'Isola dei Famosi, poi il gossip certamente non ci manca e 1 milione di follower su Instagram. Con questo pezzo leggero leggero, che si intitola Nella macchina mia, è prima nella classifica indipendenti. Questo per farvi capire come c'è voglia anche di leggerezza. Intanto siamo alle 11.37 nella seconda parte della nostra controinformazione mattutina. È tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E devo smaltire tanti messaggini arrivati in mattinata e vi ringrazio. Al 3406709 tra cui ci sono anche dei messaggi audio, il bello che ci potete spedire tranquillamente anche audio, video, tutto ciò che volete. Se succede qualcosa intorno a voi la potete documentare la notizia diventando dei veri e propri giornalisti. L'inviate al 34067090659 e qui ci appare subito nel monitor della diretta e appena si può lo si manda in onda, come con questo ascoltatore. Sammy, quell'imbecille che ha messo la Chefi a Gesù Cristo, da un certo punto di vista ci dovrebbe aprire gli occhi, perché se noi mettessimo una bella croce su un'immagine di Maometto, che solo l'immagine di Maometto non si può utilizzare, ci sarebbe la guerra, questi ci ammazzerebbero, andrebbero alle nostre ambasciate e ci taglierebbero la gola. E qualcuno ancora crede che l'Islam esista nella forma moderata? Aprite gli occhi, io li ho aperti da tempo, come già sapete, ho letto il Corano in più versioni. Il Corano è un libro di guerra, insegna a fare la guerra, insegna a ammazzare le persone. Il Vangelo e la Bibbia sono libri violenti in alcune parti, ma sono libri che predicano la pace, l'amore. Walter, ciao. E quanti anni abbiamo fatto leggendo le sure del Corano in diretta, commentandole insieme, facendo arrabbiare molti islamici, quelli che lo leggono un po' troppo il Corano. Poi per fortuna ce ne sono moltissimi che non lo leggono o comunque non applicano ciò che dice la Sharia o non la preferiscono rispetto alla nostra Costituzione. Sono WhatsApp al 34067090659. No, sto guardando che qui c'è anche qualche appunto amico marocchino che ci saluta caramente. Vabbè, non è una novità, signori. Cercate Sammy Varin su YouTube, vedete quante cosettine che dicono dietro anche noi. D'altronde siamo comunicatori. Kirk ha fatto una brutta fine, noi per fortuna non siamo così odiati, ma a volte si sfiora qualche vetta. Condivido Belpietro, l'abbiamo intervistato stamattina, il direttore del quotidiano La Verità. Se ve la siete persa dovete cercare in podcast la sua intervista, ma ricordiamo cosa ha votato ultimamente la nostra Meloni. Ora sugli scudi e Prodi ripagato della distruzione con incarichi all'Università di Pechino. Che caso! Beh, il bello che la Lega si differenzia sempre in queste cose. Poi chiaro, tu dici, però stai al governo e cosa dovremmo fare? Secondo voi? Sì. Arrivano i clandestini e subito a loro tutti i bonus immaginabili e a noi il malus e un sacco di supertasse. Dai Gian, non essere così pessimista, ma ci mancherebbe. La rottamazione, cosa dici? Niente? Le hai pagate le tasse? Sammy, la Lega deve ripristinare i lavori forzati in miniera. I delinquenti si fanno un baffo delle carceri a vitto e alloggio gratis. L'Italia una pericolosa
Bidonville. Belli tosti. Eccolo lì Lenzo che dice: guarda, io non guardo Realpolitik, ma non è sulla 7 come hai detto tu, ma su Rete 4. Caro Enzo, ti ho beccato in castagna, mi sa. Tu guardi Realpolitik. Ho fatto apposta per vedere. Ti ho beccato. Scherzo, no? Ma bisogna guardare anche il nemico. È il problema appunto che uno mai penserebbe: guardo Rete 4 e cosa mi ritrovo? Provare per credere, ma anche nella semplice trasmissione serale quotidiana alle 8:30, alle 20:30, sembra incredibile, ma ti ritrovi determinati personaggi tipo la Fornero. Adesso via. Cambiamo argomento, signori. WhatsApp, dicevo, appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio. Arriva il congresso provinciale della Lega Giovani di Brescia, signori. Domani, sabato 25 ottobre alle ore 18, la Lega Giovani vi aspetta all'Hotel Master di Brescia, in via Pollonio numero 72. Congresso provinciale Lega Giovani di Brescia. So che mi ascoltate, fatemi sapere poi chi diventa responsabile dei giovani, che lo intervistiamo tranquillamente, come stiamo facendo in queste settimane con le altre zone d'Italia. Questa sera Alessandra Locatelli è in Campania, esattamente a Pompei, ore 19:30. Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, partecipa alla convention nazionale MCA Award, teatro di Costanzo Mattiello, via Sacra 37 a Pompei. Claudio Borghi Aquilini, questa sera alle 18 a Fidenza, in provincia di Parma, ridotto del Teatro Magnani in Piazza Verdi, 20 anni di sovranismo, l'ultimo libro di Claudio Borghi, lo presenta lui stesso proprio questa sera, ore 18, a Fidenza, Parma, ridotto del Teatro Magnani in via Verdi, chiaramente. Oh, c'è anche la cena, aspetta un po'. A seguire la cena conviviale all'antica trattoria Il Duomo di Fidenza, signori. Se siete in zona, ma anche se non lo siete, passare una sera con Claudio Borghi Aquilini. Prima gli compriamo il libro e ce lo facciamo autografare, che vale di più. E poi andiamo a cena con lui, Fidenza, Parma, questa sera a partire dalle ore 18. Gran bella idea. Ci spostiamo completamente, siamo questa volta di nuovo in Campania, l'inaugurazione a Vallo del comitato elettorale Aurelio Tomasetti, consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni del 23 e 24 novembre, questa sera alle 19:30 in via Gioacchino Murat 54 a Vallo della Lucania. Tutte queste notizie le trovate sul sito legaonline.it, soprattutto quelle televisive, ma queste magari non le trovate e allora per fortuna che Sammy c'è, tiriamocela. Questa domenica 26 ottobre, Matteo Salvini è a Napoli, Teatro San Nazzaro, via Chiaia 157. Matteo Salvini a Napoli questa domenica 26 ottobre alle ore 11, via Chiaia 157, Teatro San Nazzaro, in quel di Napoli. E ancora la castagnata della Lega questa domenica a Caronno Varesino Varese, castagnata della Lega a partire dalle 14, quindi mangiate leggero a mezzogiorno. Siete invitati a gustare deliziose caldarroste e vin brûlé. Area coperta, parco giochi, via Macchi, Caronno Varesino Varese. Questa domenica ore 14 la castagnata targata Lega. Ah, c'ho le richieste musicali, ragazzi, siete pazzeschi, Cioè, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Io facevo una trasmissione nel 1984 a Radio Milano Caponord. Eri nato nell'84, Simone? Sì, no, non eri nato È del 90. Nell'84 facevo una trasmissione a Radio Milano Caponord. Pensa, il sabato sera ero in onda dalle 6, dalle 18 fino alla mezzanotte, facevo dediche e richieste
tu non avevi idea, cioè continuava a suonare il telefono, non ce la facevo a fare tutto da solo, avevo un regista, uno schiavo praticamente, il mio amico Martin, che rispondeva al telefono, prendeva le richieste, tutta la sera suonava al telefono per dedicare questa canzone a questo qua, e chiaramente molti di questi poi li mandavo in diretta, facevamo le famose telefonate in diretta. Cose che stanno tornando di moda, solo che nessuno ha voglia di farle, capito? Allora ti mettono la segreteria, lascia in segreteria che poi ti mando in onda. Il rapporto con la gente è importante, signori. Forse non c'è più nessuno che è capace di alzare e abbassare il cursore, di dire pronto davanti a una persona. È così difficile, chiedo io? No, perché ormai siamo tutti sostituiti da un computer, fa tutto automaticamente, prende la tua telefonata, la manda in onda, mettendo giusto l'intro, per cui quando finisci di parlare il cantante comincia a cantare. Non so, si potrebbe fare meglio la radio oggigiorno? Mamma mia, che criticon che sei! Beh, a proposito di richieste non musicali, mi state richiedendo Corti, è lui, partecipante alla nostra trasmissione ormai quotidianamente. Perché lo volete sentire? Perché legittima la lotta armata, o meglio, ripetiamolo, dice lui, la lotta armata è sempre legittima. Io non ci credo finché non lo risento. Lo volete sentire anche voi? E tieni qua. Lo ricordiamo, la lotta armata è legittima. La lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta dai socialisti, che sia fatta dagli islamisti, è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, siamo ignoranti di qua e di là. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS, punto. Ma lo dice la storia, lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti. Poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o su un gruppo come Hamas. Questo è legittimo, ma questo non significa delegittimare la lotta armata, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. Allora, lo ripetiamo. Lo ripetiamo, lo dice Corti. Oh, attenzione che questo querela, quindi trattatelo bene, consigliere del PD in quel di Milano, è un suo parere, quindi siamo in democrazia, si possono dire anche queste si può lui può dirle, ma non si può, attento come scrivete, virgolette eccetera, perché si arrabbia, vai carabinieri e ti denuncia, capito? E quindi noi da poveri giornalisti sfigati con le pezze al culo, visto che l'hai messo su Instagram questo commento, caro Corti, non possiamo far altro che farlo ascoltare, ognuno si fa un'idea, quelli del PD tuoi compartitici, si può dire, non dicono nulla, ma forse non l'hanno ancora sentito, bisogna farglielo riascoltare ancora. WhatsApp, signori, mamma mia, e appuntamenti da non scordare targati Lega. Io vi invito sempre a fare un giro sul sito legaonline.it, perché lì c'è anche la possibilità di fare la tessera della Lega anche semplicemente online, e questa è una bellissima idea. La festa della zucca. Ormai siamo quasi al conto della rovescia. Sì, ragazzi miei, i miei ragazzi cominciano a essere nervosi. Cosa succederà la notte di Halloween? Niente, perché noi non festeggiamo Halloween. Beh, diciamo che magari i giovinastri questa qualcosina la fanno. Beh, signori, noi andiamo alla Soca Fest. Da mercoledì 29 ottobre, quindi da mercoledì prossimo in poi, a Palazzago, in provincia di Bergamo, c'è una bella idea all'area feste di Via Annunciata. Ogni sera si mangia roba a base di zucca. Non solo zucca, però casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, le trofie al ragù, la vellutata di zucca, le grigliate di carne, l'arrosticino alla griglia, l'asino in umido e la polenta taragna, sacra polenta taragna, formaggio alla piastra, zucca al forno, le fave dei morti a Legher, signori, alla Tavico d'Esco, le zucche alla Tavico d'Esco vi aspettano da mercoledì 29 ottobre, ore 19, alla Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo.
ma attenzione, anche giovedì 30, sabato 1 novembre, anche a pranzo, la stessa cosa domenica 2 novembre, solo pranzo, e ci sono tante cosettine carine, ad esempio la notte di Halloween, la notte della zucca, e si premia la mascherina più carina, arrivano le auto e le moto d'epoca, insomma c'è un bel programmino tosto. Vi consiglio di cercare semplicemente Soca Fest su internet o se volete anche su Facebook, con un grande saluto naturalmente agli amici della Lega che ci passeranno, visto che è a 4 passi, proprio a 4 passi a piedi da Pontida. La Sangon Fest questo sabato 25 ottobre si festeggia, si sta insieme, si fa soprattutto buona politica. Dove? A Giaveno, in provincia di Torino. Sabato 25 ottobre torna la Sangon Fest. Si cena alle ore 20 al Circolo del Pasquet in via Carducci numero 6 a Giaveno, Torino. Fabrizio Ricca, consigliere regionale capogruppo della Lega, Andrea Cerutti, consigliere regionale e presidente Commissione Autonomia, Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Elena Maccanti, segretario provinciale di Torino e deputato della Lega, e naturalmente il grandissimo Riccardo Molinari, segretario regionale Lega Piemonte e capogruppo alla Camera. Sangon Fest a Giaveno questo sabato 25 ottobre. Signori, è quasi ora di andarmene. Sto per fare le valigie, ma sono in questo momento sulle agenzie. Un delitto del 1980. C'è una svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella. È stato chiesto l'arresto per un ex poliziotto che fece sparire il guanto del killer e depistò le indagini. Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile, è accusato di aver affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza. Il delitto dell'omicidio di Piersanti Mattarella, 1980. Il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano. Interessante questa, l'apertura del sito del Corriere. Vediamo Repubblica invece come apre. Anche qui delitto Mattarella, arrestato ex prefetto Piritore per depistaggio, fece sparire il guanto del killer. Anche su Repubblica, è strano, liti e malumori fanno crollare il Movimento 5 Stelle nei sondaggi. Fratelli d'Italia resta sopra il 30%. E attenzione, perché a proposito di fango, di schifo e di chi ci odia o semplicemente vuole soltanto in ogni articolo parlare male di Matteo Salvini, della Lega e se potesse anche di noi, che noi siamo buoni e bravi, noi di Radio Libertà, il Carroccio. Salvini ha un nuovo problema, scrive oggi Matteo Pucciarelli sul sito. Parte l'associazione Il Bobo, corrente leghista in ricordo di Maroni. Signori, un nuovo problema, perché se ci sono le correnti all'interno della Lega è un problema, mentre quelle che ci sono all'interno del PD, assolutamente. La porta! C'è corrente, se sta entrando la corrente di Maroni, l'associazione Il Bobo che entra dalla santa polenta. Quanta pazienza, è vero, ma d'altronde ci dobbiamo rassegnare alla rassegna stampa. Io non mi rassegno, ma sono contento che siate con me, che in migliaia e migliaia ogni mattina vi date appuntamento alle 7:30. Ci sono anche gruppi d'ascolto, ci si ritrova a bere il caffè ascoltando Radio Libertà. Ma vi ricordo anche che questa rassegna stampa, così come gran parte delle altre trasmissioni di Radio Libertà, la trovate poi sul sito radiolibertà.net. Il nostro sito internet è anche un sito di controinformazione. Qui trovate articoli, commenti, quelle cose che non ti fanno dire sui giornaloni, le diciamo noi sul sito di Radio Libertà. E poi sul nostro sito è possibile avere tutte le informazioni su come aiutare Radio Libertà, cliccando Sostienici e poi
abbonati, potete decidere di aiutare Radio Libertà utilizzando la vostra carta di credito e spendendo quei 5, 10, 50 euro per dire "Uey, vi ho scoperto e mi piacete", oppure al contrario "No, non mi piacete, ma è importante che possiate dire la vostra". Lo stesso aiuto economico, il vostro sostegno volontario a Radio Libertà, lo potete dare andando in posta, prendendo uno di quei moduli bianchi e scrivendoci conto corrente postale 37 67 12 94, intestato a Radio Libertà Milano, e mettendoci la causale contributo volontario, e se volete anche un saluto a Sammy Varin. Grazie. Me ne vado, grazie a Simone della grande pazienza. Tra poco arriva Caprini con la sua musica indipendente. Io ritorno in replica questa domenica dalle 12:30, ritorna ancora in onda il Magna Magna, perché lo so che vi piace, poi il meglio o il peggio della settimana di Sammy Varin, e naturalmente è ancora una volta una minaccia. Torniamo in diretta lunedì alle 7:30.